Si torna a parlare di politica dopo la pausa del Covid-19, anche in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nei comuni agrigentini. Anche l'UDC, nella persona dei suoi vertici regionali, onorevole Decio Terrana, e quello comunale Salvatore Fanara, si sono rimessi in moto al fine di programmare le nuove attività dopo 2 mesi di stop. Stiamo lavorando per costruire una piattaforma politica che vede impegnati l'area cattolica, le associazioni e la società civile, perché ritengo che dopo il fallimento del populismo e anche il sovranismo, i cittadini italiani hanno bisogno di un contenitore vero, un contenitore di centro, un contenitore che rappresenti le esigenze dell'uomo, che metta a centro l'uomo, i suoi bisogni, il lavoro, i lavoratori, temi che oggi sono lontani dalla politica perché la politica stessa la vediamo in crisi, non c'è una politica che sa affrontare i problemi, c'è una politica che vive alla giornata e noi diciamo basta a questa politica, incominciamo a creare progetti seri, programmi seri, ma soprattutto radicati a una cultura, diciamo, che si rifà alla dottrina sociale della Chiesa. Per quanto riguarda le prossime elezioni comunali in provincia di Agrigento, stiamo lavorando, il centrodestra nei mesi scorsi si è riunito e ha messo su un progetto, un'idea, un programma da portare avanti affinché si possano mettere su quelle tematiche che interessano i cittadini, che interessano le comunità, che possa ripartire un'economia vera nei nostri territori e le amministrazioni locali sono un ponte importante per fare ciò. Noi abbiamo lavorato sulla città di Agrigento soprattutto e abbiamo fatto un ragionamento perché è l'unico comune capoluogo più grande in cui si va a votare e ritengo su Agrigento abbiamo fatto un ragionamento, si è partito devo dire con Marco Zambuto, però abbiamo fatto delle valutazioni, dopo il coronavirus non ci ha consentito di andare avanti, abbiamo sospeso. Spero che nei prossimi giorni possa ripartire un ragionamento politico che veda il centrodestra vincere in queste città per mettere al centro veramente il cittadino. Finiamolo più con le frasi fatte, con gli slogan e incominciamo a lavorare con i progetti seri. Vorrei augurare a tutti veramente il ritorno speriamo alla normalità per tutti gli agrigentini a cui praticamente va questo messaggio. Per quanto riguarda, ripeto, la riapertura nel senso diciamo, politico vero e proprio, che sicuramente inizieremo a riparlarne dopo questa grande batosta che abbiamo avuto in maniera tremenda, inaudita, sicuramente incominceremo a riassettare tutto quello che si è fatto e si è parlato prima ancora appunto di questa pandemia. Noi chiaramente ci stiamo organizzando per quanto riguarda le amministrative che si terranno, speriamo, al più presto per la città di Agrigento, perché la città di Agrigento ha bisogno veramente una grande novità, e la novità che speriamo arrivi da posizionamenti della politica centrale, che darà sicuramente grande progettualità alla città stessa.